Laudamus, salvum fact populum tuum, Domine, et benedict hereditate tua, fiat misericordia tua, Domine, super nos. Queste sono le parole che tutte le 10 comunità del Montagnanese rivolgono al Signore in segno di ringraziamento dopo questa 32esima edizione del Palio dei 10 comuni del Montagnanese nell'età contemporanea. Veronica. Il tutto sempre grazie all'intercessione di Sant'Antonio da Padova. Ma tutto ritorna. E come un serpente che si morde la coda, tra gli inni di gloria e ringraziamento s'alza una voce roca e sorda che incute terrore. Verrà il tempo in cui i vivi invidieranno i morti. Con queste fatidiche parole, infatti, Ezzelino III da Romano promette alla Sculdascia la sua tremenda vendetta per la sconfitta subita nel 1238. Ed ecco che pochi anni dopo, il 25 marzo del 1242, il collerico tiranno ritorna sui suoi passi per realizzare la sua minaccia. La città, nonostante le sue fortificazioni, viene sorpresa nottetempo e data alle fiamme. L'incendio è così devastante da essere visibile in tutto il territorio. Per noi questa è la fine di una edizione, ma nello stesso tempo è l'inizio della successiva. Sperando di avervi fatto assaporare la bellezza del nostro Palio, vi rinnoviamo l'invito all'anno prossimo per assistere alla 33esima edizione del Palio dei 10 comuni del Montagnanese. A tutti voi un grazie di cuore da parte del Comitato Palio dei 10 comuni del Montagnanese e da parte mia, ed un arrivederci al 2009.